Buonasera, vediamo di fare veloci. Oh, a tempo di record oggi mettiamo su Twitter. È andato. Maria Leonora la prima oggi che saluta bene. Allora, quindi chi arriva tardi oggi pazienza perché voglio iniziare subito a parlare di quello di cui ho accennato stamattina, fra lo sconcerto di molti ad Agorà, da cui poi va una riflessione più ampia se e quanto sia utile, no, il messaggio che passa o passa, se passa in queste trasmissioni. Allora, stamattina ho detto che stanno venendo fatti dei virgolette, ma senza neanche tanto virgolette, falsi in bilancio. Perché? Perché la massa di denaro eh, che non viene contabilizzata come debito quest'anno o come deficit sta diventando preoccupante. In certi casi è difficile anche da immaginare o da valutare. Perché? Eh, Mettiamo soltanto, e poi vi dirò le conseguenze di questa cosa, mettiamo soltanto tre voci. Le garanzie prestate alle imprese dalle banche, che sono sia i famosi 25.000 euro fino ad arrivare ai famigerati 6 miliardi e passa di Fiat. La banca eroga il credito, lo Stato ci mette la garanzia. Quindi significa che se chi ha ricevuto quel credito non ripaga la banca molto semplicemente emette fattura allo Stato e si fa pagare direttamente dallo Stato per la cifra non restituita. Quindi al momento non si tira fuori nulla. In futuro, qualsiasi cifra di questo credito non restituita alle banche viene pagata dallo Stato e verrà contabilizzata nel momento in cui questo succederà. Vi avevo già fatto vedere che subito all'inizio la garanzia, il denaro vero messo a fronte della bodenza di fuoco, no, dei 400 miliardi, era nel decreto liquidità 1 miliardo, adesso forse si mette qualcosa di più, ma siamo sempre lì, cioè 1 miliardo messo a bilancio adesso e potenzialmente 400 miliardi di deficit e debito che arrivano in futuro. Piccolo dettaglio. Altra voce, altra voce, i crediti d'imposta. A noi piacciono i crediti d'imposta, specialmente ci piacciono i crediti d'imposta immediatamente spendibili. Il mix, se ben vi ricordate, era un'idea che molti di noi ricordano. Ecco, non voglio star lì a parlarne più in dettaglio di tutto perché sono contento se questa cosa va in porto. Detto ciò, però, se tutta Italia decide di rifarsi il condominio con il 110% di credito d'imposta, eh, qualcuno alla fine quei soldi li paga. Non è che crediamo che non vengono pagati, specialmente se sono cedibili, significa che io mi faccio fare il lavoro con il 110% di credito d'imposta, la ditta probabilmente non ha capienza e quindi prende il credito d'imposta medesimo e se lo fa scontare alla banca, la banca lo abbina a qualcuno che avrebbe dovuto pagare le tasse e non le pagherà.
Io avevo infatti stabilito per la capienza dei mini bot 40 miliardi circa, no, di livello massimo. Cosa saranno cosa sarà il volume o il quantitativo dei lavori fatti con il credito d'imposta al 110% e quindi che si trasformeranno in un mancato gettito? E lo dico al mio amico Zibordi, nessuno ha mai parlato di debito, semplicemente però un credito d'imposta significa che io quell'imposta non la pago. Cioè, molto banalmente, scusate, se io rifaccio un lavoro tale per cui ho consentito credito d'imposta e ancora di più se mobilizzo i crediti d'imposta pregressi, nel mio caso sono anche una bella cifruzza, se devo essere sincero, molto banalmente io lo porto a sconto sulle imposte dell'anno prossimo, quindi l'anno prossimo io non pagherò tasse. Ottimo, doveroso per certi versi, no? Però c'è il piccolo problema che non c'è quel gettito. Quindi, cosa sarà il volume? Al momento vengono fatte delle stime. Quelle stime, così come era per il bonus facciate del bilancio, della legge in bilancio attualmente in vigore, chi lo sa cosa sono. Comunque, fatto sta che in ogni caso è mancato gettito, quindi non è debito, no, ma è mancato gettito, perché se io ho un buono per non pagare le tasse di quella cifra lì, evidentemente le tasse non le pagherò, quindi dall'anno prossimo in poi ci sarà il calo di gettito di quell'entità. Ok? Dopodiché abbiamo il patrimonio affidato. Che cos'è? Lo stesso professor Pisauro dell'Ufficio parlamentare di bilancio, quando è arrivato, non sapeva spiegarlo benissimo. Vediamo di capirlo. Hanno fatto una specie di veicolo all'interno della Cassa Depositi e Prestiti dove potrà essere assegnato un patrimonio in titoli di Stato o beni o non si sa che cosa da parte dello Stato di fino a 44 miliardi. Questo veicolo poi dovrà comprare delle cose per via delle SPA o similari per mezzo della Cassa Depositi e Prestiti. Posso essere d'accordo? Certo, se le ditte sono strategiche, se mi fa comprare l'Ilva per dire o cose di questo tipo e io me la pago con quei soldi, mi può anche star bene, anche se per la maggior parte dei casi, se devi arrivare a un intervento dello Stato è perché probabilmente quell'azienda non va tanto bene, quindi non so fino a che punto il costo sarà, la spesa ci sarà. Ma supponiamo invece che vai a comprare, che ne so, che vanno a comprare delle aziende, si mettono a fare il fondo sovrano, no? Perché intanto c'è qualcuno che ha questa altezza. Mi può andare bene. Piccolo problema, quella dotazione cortesemente dovreste metterla a deficit quest'anno se vuoi fare una dotazione del fondo di 40 miliardi, perché sennò altrimenti nel momento stesso in cui si perfezionano le acquisizioni vengono emessi titoli che vanno a finanziamento di quelle acquisizioni e va a deficit e a debito quell'anno lì. Quindi al momento ci sono 40 miliardi che sono approvati, effetto sul deficit e sul debito zero. Capite che cominciano a diventare un po' tanti questi soldini, eh? Qual è il problema? Il problema è che chi arriva dopo, se è passata l'emergenza Covid e se soltanto per queste cose che scattano automaticamente io mi trovo con il deficit che mi va al 5, al 6, al 7 anche in un momento di ripresa, eh, tu hai fatto il genio e hai fatto il bel provvedimento che a qualcuno potrà tornare comodo. E il deficit arriva sulle corna a me che arrivo dopo. Siamo ancora dentro nel simpatico ambiente dell'Unione Europea come chi plaude a queste manovre dice di essere? Beh, allora sappiate che in futuro, probabilmente, dato che ti cominceranno ancora a ritirare fuori le solite balle che devi tornare sotto il 3% e così via, tu
se sei anche in condizioni normali di deficit, supponi il solito 2%, no? Quello size balcone, ma se ne aggiungono altri 4% perché arrivano i crediti d'imposta, perché arrivano i fallimenti, perché arrivano altre cose, e tale per cui tu Stato metti le garanzie, se il patrimonio affidato a un certo punto si perfeziona un'acquisizione magari partita in tempi precedenti o similari, tu ti ritrovi ridendo e scherzando magari 40-50 miliardi di deficit, 2-3%, quindi tu hai fatto il 2, ti ritrovi al 5, al 6. Allora arriva Dombrovskis e dice: no, tu adesso devi tornare indietro, tu devi fare il 3% perché altrimenti procedura di infrazione, le stesse rotture di palle che avevamo avuto quando nell'anno in cui eravamo al governo. Allora tu devi tagliare pensione, tu devi aumentare le tasse, così questo tipo. No, abbiamo già visto in passato come funziona. Funziona se vuoi rimanere nell'Unione Europea, io poi non venire a dire a me questi scenari, no? Ma se tu prendi in considerazione che assolutamente bisogna rimanere nell'Unione Europea, beh, dovresti sapere come funziona, che l'argomento che ti tirano sempre fuori è la traiettoria del deficit e del debito. Bene, dato che è importante la traiettoria del deficit e del debito, cortesemente quest'anno fai il mega deficit, mettici tutto dentro quest'anno, così per gli anni futuri andrà a scendere. È nel tuo interesse se vuoi andare avanti a governare. Peccato che io penso che se tu fai così non hai nessun interesse di andare avanti a governare. La qualcosa potrebbe anche essere una bella notizia, perché significa che ti levi di torno. E sto parlando sia per te Giuseppi, sia per te Gualtieri. Quindi se vi levate di torno è ovvio che è una bella notizia. Meno una bella notizia è il fatto di trovarsi totalmente i pozzi avvelenati, perché tutte le cifre che non appaiono in modo palese sul deficit e sul debito di quest'anno cominciano ad apparire dall'anno prossimo. Pensavate che non me ne accorgessi? Pensavate che non si vedessero queste cose? Pensavate che ma io, le garanzie delle banche, il credito d'imposta, il patrimonio assegnato? Ma scusa, ma c'è una posta da 44 miliardi all'interno della manovra di bilancio, ma secondo te non la andiamo a vedere della manovra di bilancio, nel decreto rilancio? Ma secondo te non andiamo a vedere che diamine è? Questo pensa di ficcarla dentro lì senza farla vedere. 44 miliardi! Allo? Cioè il vostro famigerato MES, no? Tutta la roba con cui ancora adesso ci state stracciando le palle, sono 36, tu 44 li metti lì così. Una postina di piccolo 27. È lungo, probabilmente non lo leggono. Anche no. No, il nostro oro spero proprio che non sia a rischio. Cortesemente, detto questo, sarebbe molto più sicuro per vari motivi il nostro oro se si portasse a termine l'esame della mia proposta di legge di interpretazione autentica, quella che garantisce che l'oro sia dei cittadini. Per cui, molto banalmente, oggi, nonostante a Misiani, ovviamente, dato che non vuole che si parli di questa cosa, gli sia venuto un colpo a povero Misiani, ma lui guardate che non è cattivo, cioè, rispetto a tanti somari che circolano lì va ancora bene. Però è evidente che non voleva che si parlasse di questo argomento, perché altrimenti si va nel dettaglio e dici quanto c'è a garanzia di 400 miliardi di potenza di fuoco di crediti e cose di questo tipo e viene fuori che non c'è nulla. Quanto c'è a bilancio di credito d'imposta che potenzialmente lo potrebbero prendere tutti? E scusate, questo giusto per capire come funziona all'incirca la questione del credito d'imposta, di cui io veramente rilutto a parlare, però mi scoccia se non viene contabilmente contato come dovrebbe. Se io faccio un credito d'imposta all'80%, no? Eh, è molto conveniente, però se io proprio non devo farli i lavori,
non spendo neanche quel 20 che mi rimane, tenuto presente che appunto l'80 poi mi arriverà col tempo, no? Se io lo faccio al 110%, io il lavoro lo faccio anche se non mi serve. Poi immaginate un negozio dove dice saldi all'80%, no? Cacchio, bello, conveniente, no? Cioè io ci vado se mi serve qualcosa, però se non mi serve qualcosa, anche se c'è scritto saldi all'80%, non ci entro. Viceversa, se dice ti do 10 euro per prendere qualcosa se entri in questo negozio, eh, entro dentro anche se c'è qualcosa che non mi serve. Porto a casa l'affetta uova crude e lo utilizzo come fermaporte. E intanto mi porto a casa quel qualcosa in più, quindi non puoi valutarlo semplicemente come gli utilizzi dell'altro credito d'imposta. Se non ci sono delle fregature, se non, e ancora li aspettiamo, perché ci sono quelle due righette che dice si demanda il regolamento all'Agenzia delle Entrate. Preferirei, sospetto che l'Agenzia delle Entrate sarà stringente, ecco, però in ogni caso mettiamo invece che se è stringente non funziona il sistema, se non è stringente significa che potenzialmente sono dei lavori che potrebbero fare tutti e allora nel qual caso la cifra diventa smisurata perché se tutta Italia si mette a rifare le cose, pagato con che cosa? Col credito d'imposta, quindi nessuno tira fuori un centesimo e alla fine il pagamento arriva semplicemente dallo sconto via in banca del credito d'imposta, posso arrivare ad azzerarlo il gettito. Il gettito totale sono 400 e passa miliardi. Arrivo, tutti che pagano col credito d'imposta e poi, oh per carità, io in previsione di uno scenario del genere, comunque giusto perché così ci vogliamo bene, dato che la parte positiva ovviamente è la possibilità che questi crediti d'imposta possono essere scambiati illimitatamente, ho preparato un emendamentino che dice che volendo questi crediti d'imposta possono essere realizzati ai fini dello scambio più efficiente, più semplice, in forma cartacea, nei formati da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500.